il programma era, amici bellini, di guardare Lazio-Inter con la speranza di vedere la fase offensiva di Sarri per poterne parlare serenamente, visto che è l'uovo di Colombo, cioè non si parla d'altro in città, addirittura stanno dicendo è Conte o è Sarri, non c'è un'altra soluzione, non ci sono alternative. Voglio essere molto preciso e onesto. Io quando ho detto che non mi piaceva l'idea di Sarri, un altro contropiede, perché quello poi è la chiave, proprio tatticamente. Stanno giocando in 10, è complicata da descrivere una partita del genere. Però voglio essere molto preciso, se è possibile. Un like ve lo chiedo perché questo finisce su Azzurro Fluido. La partita di lunedì è complicatissima, ci lascia senza nulla di cui parlare. Non voglio mettermi a fare video di mercato che non è ancora finito il campionato, quindi vi ringrazio per la vostra presenza, quei pochi che sono rimasti attaccati alle ultime partite che a me interessano moltissimo, perché io voglio arrivare secondo e voglio anche che la Lazio vinca la Coppa Italia, proprio per non far partire Skyrocket Kivu come un altro tiro. Kivu diventa lui l'oggetto non identificato che va nella stratosfera e diventa il miglior allenatore del mondo. E ha anche dimostrato di essere bravo, perché onestamente non si può negare che aveva una situazione. È stato aiutato da una narrazione positiva, però l'Inter non aveva cominciato con i migliori propositi la stagione, con il mondiale per club, qualche problema. Sono stati bravi a proteggerlo, hanno ricompattato e stanno vincendo. Hanno vinto uno scudetto meritatamente, senza alcun dubbio. Partiamo un po' dalla partita, perché questa comunque me la volevo analizzare come partita, e poi considerazioni su Sarri che diventano di attualità anche per quanto riguarda il Napoli e le possibilità del futuro. Quando però l'Inter la sblocca su rimessa laterale, è difficile parlare onestamente. Qua Sarri ha sbagliato le marcature, ha sbagliato a fare, anche perché il 3-5-2 dell'Inter con il 4-3-3 di Sarri si accoppiano perfettamente. 3 difensori Inter, i 3 attaccanti della Lazio, i 3 centrocampisti con i 3 centrocampisti della Lazio, le 2 ali, Carlos Augusto e Diouf dall'altra parte. Grande partita di Diouf, diciamolo. Si accoppiano con i terzini e le 2 punte vanno con Ghila e Romagnoli. Quindi proprio di facilissima lettura l'accoppiamento tra chi attacca e chi difende. Attenzione Mosconi contro Motta, 2 giovanissimi che hanno lanciato anche Mosconi. Se si parte da una rimessa laterale lunga, Thuram fa la sponda di testa e in mezzo fanno le belle statuine, io non me la posso prendere con Sarri. Sarebbe facile adesso fare un video dove avete visto Sarri, il Tino Sarri, eccetera eccetera, perde 3-0 con una Lazio che non dovrebbe avere stimoli, perché hanno già vinto. La Lazio d'altra parte ha stimoli? No, non possono arrivare da nessuna parte. Quindi questa era una partita che io pensavo, ma magari si smezzano un pareggio, cercano di non farsi del male, si studiano e poi se la vedono alla partita di Coppa Italia, che ha un senso per entrambe. La Lazio per salvare una stagione, l'Inter per fare il double, che fa salire il livello di Kivu, fa salire il livello della squadra in maniera esponenziale. Perché poi la Coppa Italia è coppetta quando non la vinci, ma quando la vinci ti fa piacere, sono trofei, quindi non diciamo stupidaggini. Quindi se lo 0-1 arriva su rimessa, bravo Lautaro che segna sempre di prima, non deve controllare e segna un altro gol. E mi sono scritto una cosa tattica: tutti i giocatori dell'Inter si abbassano a turno e si crea la superiorità numerica. Oggi l'Inter veniva con un mezzo turnover, non esagerato, ma con 2 o 3 giocatori diversi. Cialanoglu infortunato, hanno risparmiato Di Marco e quindi avevano un centrocampo con Susic, Mkhitaryan e Barella. A turno si abbassano tutti e 3. Viene uno in mezzo e crea quella superiorità. La Lazio, sappiamo, non ti aggredisce, ma aspetta per le linee di passaggio. L'Inter la legge facile. Se abbasso un centrocampista
ho superiorità in difesa e quindi il 3 diventa 4 senza problemi. Quando poi così si svuota un po' il centrocampo, si abbassa uno a turno tra Thuram e Lautaro e hanno superiorità a centrocampo. A quel punto avrebbero inferiorità in attacco, ma avanzano veloci con gli 1-2, non devono dribblare, tranne Diouf che punta e fa la differenza. Quindi questo è un aspetto tattico che secondo me letta bene. Con gli 1-2 vanno sempre in avanti e anche abbastanza forte. Fallo di mano di Ghila, se non ha sfiorato altre parti del corpo, anche se abbiamo visto che alle volte fanno finta che non hanno sfiorato, per me è molto largo. Tra l'altro è successo anche nell'altra partita, non mi ricordo ora i nomi, ma insomma Kallström mi pare, che va fa il movimento verso il pallone, non la prende col petto e per me era rigore. Bah. Quindi si va avanti, Susic fa un grandissimo gol, un po' alla Fabian Ruiz mi dicevano dal gruppo Telegram, perché dal limite dell'area carica il sinistro che non dovrebbe nemmeno essere il suo piede, un bel giro. Però è un gol che fa Lautaro perché lui è fuori dall'area, punta ma non dribbla, perché l'Inter è l'ultima squadra in Italia per dribbling, non dribbla, fa semplicemente uno scambio con Diouf che però era andato a sovraccaricare. Quindi è interessante quando i giocatori cambiano fascia e creano poi la superiorità da un'altra parte. O la creano in orizzontale così, o quindi con Diouf che va dall'altra parte, o in verticale quando si abbassa. Bisogna dare meriti a Chivu. Io più che demolire Sarri in questo video, io do meriti a Chivu che ho visto. Finisce questa partita qua, finiamo il racconto della partita. Quindi lo scambio con Diouf porta al gol di Susic e si va all'intervallo. Entrano Frattesi e Bonni, quindi si riposa Thuram, si riposa Barella, che aveva provato un calcio di munizione nel primo tempo un po' alto. Tiro di Bissek parato, perché poi loro entrano anche, quando poi sviluppano gli 1-2, entrano anche con bastoni, con i braccetti. Quindi molta difficoltà per la Lazio. Io non so come troveranno modo di affrontare quella finale, perché se questi sono i presupposti diventa veramente difficile. Ti metti le accoppiate, non sono nemmeno uno contro uno feroci, i duelli li perdi perché l'Inter è più forte, diventa difficile. Pedro, un tiro da fuori centrale, la prima volta che si affaccia la Lazio verso la porta di Martinez. Anche Sommer ha fatto questo un po' di turnover. Poi entrano Patrick per Rovella, Ghila per Provsgaard per Ghila e Isaksen per Cancellieri. Come al solito, tutte sostituzioni uomo su uomo, non cambia modulo. Dici, vabbè, ma se le cose stanno andando bene, perché dovrei cambiare modulo? E non stavano andando bene. Quindi a volte cambiare qualcosina potrebbe essere interessante. Ma arriva il fallo di Romagnoli, che rende la partita ancora più complicata. Fallo, secondo me, da rosso netto. 8ª espulsione per la Lazio. Non è poco. Quindi salterà il derby e passa la Lazio a una sorta di 4-4-1 con Isaksen e Noslin che si abbassano, poi entra Dia a fare la punta centrale e paradossalmente, visto che la Lazio gioca in contropiede, si abbassano ancora di più, l'Inter attacca, perché comunque tranquillamente attaccano, e si fa trovare scoperta in un paio di volte in qualche ripartenza Isaksen molto pericoloso. La prima la salva Carlos Augusto, proprio in scivolata dopo che aveva superato il portiere. Un bel passaggio di Luca Pellegrini. Luca Pellegrini è il mio guilty pleasure, è un giocatorino, non è che è un giocatore bravissimo, però mi piace, non lo so perché, ci sono anche giocatori che con la consapevolezza che non sono grandi giocatori, ma mi piace il modo in cui corre, il modo in cui carica il sinistro. Così, lo lascio là. Ancora pericoloso Isaksen in ripartenza, Noslin bloccato da Luis Enrique, avevano fatto un bellissimo scambio al limite dell'area, sempre in contropiede, e quindi l'Inter comunque ancora forte, ancora vogliosa del clean sheet, non appagata, si devono fare i complimenti. E poi arriva il 3-0 di Mkhitaryan con un Bonni che non tira, al limite dell'area, temporeggia, gliela lascia Mkhitaryan che con un controllo a seguire fa fuori l'avversario e segna sotto la traversa. Sarri non è il Sarri di qualche anno fa, già di per sé. Lui stesso ha detto,
io ho potuto fare quel calcio perché avevo quei giocatori, ok? Quindi ridai quei giocatori a Sarri oggi. Nasce un nuovo Hamsik, nasce un nuovo Albiol, nasce Mertens, Insigne, Callecon, Higuaín. Ridai quei giocatori. Non lo so nemmeno se si può fare oggi, nemmeno lo so. Il problema che volevo sottolineare è che se Sarri, con qualsiasi squadra che poi si è ritrovato, non è riuscito a replicare quel calcio, se gli dai il Napoli di oggi a Sarri, che magari è uno anche che si accontenta di qualsiasi mercato, ci torna Lindstrom, ci torna Lucca, ci torna Lang, non riscatti Elmas, gli dai... Questo è il calcio che vedremo, attenzione. Quindi a me sta anche bene, non mi piace Conte, voglio Sarri così. Se ci aspettiamo il Sarri del 2017, penso che stiamo freschi, freschissimi. Se accettiamo che il Napoli si mette là in attesa dell'avversario e vi piace, perché se state dicendo che non vi piace l'anticalcio di Conte, con Sarri attesa dell'avversario, palleggio rasoterra, alle volte un po' piatto, perché è piatto. Io non lo giudico su questa partita qua, attenzione, sbloccata presto su calcio piazzato, inferiorità numerica, difficile da giudicare qua. Speravo di poter analizzare la fase offensiva, non la analizzo adesso, però è un 4-3-3 che quando non hai quella forza, quella brillantezza, quella velocità negli scambi, come ha fatto l'Inter, è super piatto, è piattissimo e si rischia veramente di essere prevedibili con questo modulo, ma al di là del modulo lo sapete, è il piano gara, il sistema di gioco viene dopo. Quindi non è veramente, non è un attacco, non me ne frega, cioè con molta calma, ero più infervorato prima quando se ne parlava, adesso devo solo devo ragionare con voi a voce alta. Se ci aspettiamo un certo tipo di calcio, non è questo in questo momento Sarri. Se poi torna, si rimette là e con grande calma riesce a risviluppare, il calcio cambia di nuovo e ci rimettiamo in un calcio di posizionale dove si può fare quello che si può fare, ben venga, perché a me quel calcio lì, quel Sarri lì, quel Napoli lì mi faceva Sarri crea, ma era già pronto anche all'epoca l'altro titolo, Sarricetta. Io oggi ho scritto Sarri torna perché non si parla altro di altro. Ma ripeto e chiudo così, tifo per Sarri nella Coppa Italia, in qualche modo tirare qualche coniglio dal cilindro, in qualche modo non lo so, non voglio far fare il doublé all'Inter e far schizzare Chivu nella sua credibilità e non vorrei nemmeno Sarri al Napoli, mi è permesso dirlo, al di là della permanenza di Conte. Se il calcio sta andando in una direzione un po' più aggressiva, un po' più anche diretta, questo calcio qua mi sembra un pochino stantio in questo momento. Poi sono pronto a cambiare idea perché lo sapete. Così come con Garcia, così come con Conte, così come con Mazzarri, io vi esprimo la mia idea iniziale, poi guardo le partite. A differenza di qualcun altro che le partite non le guarda e comunque commenta senza sapere quello che sta succedendo sul campo. Io le partite le guarderò sempre e analizzerò sempre quello che vedrò. Viene Sarri, facciamo un calcio spumeggiante, di attacco, di dominio, qualche partita la perdiamo ma ne vinciamo tutte le altre e va bene, siamo tutti contenti. Che si tifa Napoli, non si tifa l'allenatore o la propria idea. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Forza Sarri per la finale.